coperta dalla polvere e la ripetizione è come il movimento della mano che toglie questa polvere. Essere sul punto di oltrepassarla, essere preso da una strana tristezza, come dalla nebbia. Mentre era arrivata, dal 3 giugno al 15 di colpo, ha cominciato a mettere occhi e poi foglie, finché si è completamente rifatta verde. Adesso ha dei veramenti lunghi, già 15 centimetri. Ha provato anche a dare un bocciolino piccolo piccolo, ma i fenomeni cosmici mi interessano. Forse il letto, come dicono al mio paese, aspettano già le prime violette. Insomma, il tempo mi appare come una cosa corpulenta, da quando lo spazio non esiste più per me. Che i mostri del mio labirinto piangeranno se avrò insegnato loro a farlo. Troppi muri, troppo ciechi e sordi, e saturi di colore mi riempiono il tempo e lasciano spazio solo ad altro ogni tanto. Mio figlio vedrà ancora suo padre mettere al mondo la nuova macchina, ma non ci saranno altri mostri e figli a riempire i rami dell'albero, sempre più fino che il tronco
ricurve su se stesso, non potrà più lanciarmi via da me, dalle mie mostre, dai miei figli. E stasera che Icaro guarderà i suoi fratelli e non avrà più vergogna di loro, e loro di lui sì, vergogna e odio, per l'amore di quell'albero che vedranno appassire, senza frutti o nuove macchine. Icaro guarderà suo padre nudo, dar via il volto, il passato, per un nuovo desiderio. Troppo vecchio per tirarmi fuori dal petto, lo troverò nelle tasche, farò a mezzo con lui, perché quello è il nostro pane, e Icaro troverà la forza, assieme alla voglia, ad una madre ed un amico. Vi prego di scusare per un attimo i problemi che si possono creare. Io sono stato invitato a Bari per condurre un seminario, questo è il mio seminario, e se voi non avete la compiacenza di ascoltare il mio seminario non avrete neanche il piacere di ascoltare me, perché tanto quanto io riesco a dare a voi è pari a quello che loro hanno dato a me in questi giorni. Quindi vi prego di scusarci per la nostra inesperienza, ma fa parte dell'emozione.